Si è svolto stamani presso l'auditorium del Polo Universitario di Agrigento un'iniziativa denominata ACI Sport, in collaborazione con la Sara Assicurazione e l'ACI di Agrigento, che hanno organizzato una giornata sulla sicurezza stradale con il pilota di Formula 1 Andrea Montermini. Quale messaggio lanciare? Beh, sicuramente abbiamo il Sala Safe Factor, questo è il nostro il nome del progetto, organizzato dalla Sara e dagli istituti dell'ACI e tutto quanto in Italia. È un tour itinerante bellissimo. Il messaggio primo che noi portiamo è quello, perché un pilota a parlare della sicurezza, in strada e in pista vincono le regole, quindi le regole sono le primissime cose da rispettare, sono quelle che ti aiutano a gestire le problematiche di tutti i giorni, una sana gita per strada, un sano movimento verso il lavoro con la propria auto, moto, bicicletta, qualsiasi mezzo, e tante cose che purtroppo sono scontate, diamo per scontate, ma così scontate non sono. Voglio ringraziare innanzitutto sia l'ingegnere Secchi Damiani, che è il presidente dell'ACI Italia, e sia il presidente della Sara, che è l'avvocato Alessi, che ci hanno dato l'opportunità di portare ad Agrigento un corso sulla sicurezza stradale di così grande importanza. L'ACI spesso viene identificata come se fosse un ufficio per andare a pagare il bollo, per andare a espletare delle pratiche automobilistiche, piuttosto che per un'associazione che organizza delle gare automobilistiche qualche domenica. Ma l'ACI non è solo questo, anzi è tutt'altro. L'ACI pone come fondamentale sua mission principale proprio quella della sicurezza stradale, dove ha investito e continua a investire ogni giorno. Per noi è un problema gravissimo, una drammaticità sociale di altissimo livello. Se noi consideriamo che nel mondo muoiono oltre 1 milione di persone e solo in Italia ogni anno muoiono più di 3.000 persone, è come se sparisse dalla cartina geografica un paese come Bivono piuttosto che Cattolica Eraclea. Noi in questi anni stiamo cercando di promuovere quella che è la sicurezza stradale nei confronti di quelli che saranno i piloti del domani, i conducenti, gli utilizzatori della strada del domani, che sono proprio i ragazzi. In questo ultimo fine settimana che si è celebrata la giornata delle vittime della strada, l'ONU insieme alla FIA e insieme all'ACI Italia si sono posti un grandissimo obiettivo, che è quello di ridurre il tasso di mortalità almeno del 50% entro il 2020. Ma questo obiettivo lo possiamo raggiungere se solo tutti ci impegniamo. Siamo stati invitati proprio dall'ACI a partecipare oggi, visto che io soprattutto in qualità di assessore alla Polizia Municipale. La Polizia Municipale, come sappiamo, ha un nucleo di infortunistica stradale che proprio quest'anno ha rilevato 253 infortuni dal 1° gennaio al 1° di ottobre, e di cui 123 tra l'altro con feriti. È fondamentale che venga rispettato il codice della strada, è fondamentale per la sicurezza nostra e di chi e di tutti quelli che fruiscono della viabilità.